Professionalità. Dal 2009 il costo del lavoro nelle pubbliche amministrazioni si è di molto ridotto. In termini reali la variazione percentuale complessiva nei comparti considerati delle pubbliche amministrazioni supera il 25% nelle funzioni centrali e locali, il 20% per la sanità nelle regioni con un piano di rientro e il 10% nelle altre. Urgente e indifferibile invertire la tendenza. Le pubbliche amministrazioni si confermano tra i settori nevralgici del Paese, dove un cambiamento è necessario per accompagnare il rilancio del sistema economico e sociale. Le misure straordinarie di reclutamento delle figure professionali specialistiche necessarie all'attuazione del PNRR dovranno prevedere percorsi e possibilità di stabilizzazione per i lavoratori assunti a tempo determinato, evitando l'allargamento della precarietà nel pubblico impiego. Le semplificazioni in materia di vincoli assunzionali, le nuove procedure specifiche per le progressioni fra le aree dedicate al personale già in servizio e la norma per il superamento del tetto della retribuzione accessoria, obiettivi della CISL-FP già individuati, devono avviare un processo di rilancio e miglioramento dei servizi pubblici. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Franco Antolini, componente della segreteria regionale della CISL Funzione Pubblica del Veneto, con delega al comparto delle funzioni locali. Anche questo comparto, come tutti gli altri comparti della pubblica amministrazione, ha sofferto per emergenza da Covid-19 e sta soffrendo tuttora. E questa emergenza ha segnato una lontananza tra dipendenti e il sindacato e tra lavoratori e lavoratrici tra di loro. Naturalmente questa emergenza si è sovrapposta a problemi strutturali che già il comparto si portava dietro, come ad esempio la carenza di organico, i mancati investimenti, la mancanza di riqualificazione professionale e il blocco del salario accessorio. Problemi che noi contiamo di, riscontrare e di dare la giusta risposta attraverso l'applicazione del nuovo contratto nazionale che possa, sostenere questo servizio degli enti locali, che è un servizio di trincea tra la politica e il cittadino. Al comparto delle funzioni locali è stato richiesto il maggior contributo alle politiche di risanamento della finanza, con ricadute critiche in termini di sostenibilità dei servizi e per ciò che riguarda le tutele occupazionali e retributive. L'emergenza epidemiologica che ha investito il Paese ha ulteriormente messo a nudo la miopia delle misure di rigore adottate nell'ultimo decennio, evidenziando nel contempo il ruolo fondamentale di tenuta sociale degli enti locali, chiamati ad essere snodo nevralgico di cerniera rispetto al livello di governo centrale e a vigilare e sostenere la propria comunità, senza avere però professionalità, mezzi e le necessarie risorse economiche per fronteggiare le diverse criticità. Queste politiche di taglio lineare si sono poi innestate in un quadro di riforme istituzionali caotico e frammentato, non sempre coerente e in parte compiuto, come dimostra la vicenda delle province, delle camere di commercio e dei centri per l'impiego, caratterizzato da interventi legislativi che hanno sovraccaricato gli enti di nuove competenze, attribuendo conseguentemente di ulteriori oggettivi funzioni al personale. Accanto a questo vanno considerate le sfide poste dal PNRR. Le autonomie locali saranno chiamate a confrontarsi con un ruolo proattivo nei processi di formulazione delle politiche e delle strategie di sviluppo locale, oltre ad essere impegnate nell'erogazione dei tradizionali servizi pubblici di loro competenza. A tal fine, in linea con gli obiettivi del Patto per l'innovazione del 10 marzo, occorre garantire la celere emissione di solide competenze specialistiche funzionali alla nuova progettualità, anche per controbilanciare l'emorragia professionale subita dal comparto. 100.000 lavoratori negli ultimi 10 anni, destinati ad acuirsi a causa dei massicci pensionamenti che interesseranno le autonomie locali nei prossimi 5 anni. Attraverso i contratti integrativi possiamo ulteriormente riconoscere la disponibilità a misurarsi con innovativi modelli organizzativi, la partecipazione a specifiche progettualità, l'assunzione di particolari responsabilità. È però urgente arginare numerosi casi di mancata e tardiva sottoscrizione dei medesimi, oggetto di frequenti pronunce della magistratura contabile, soprattutto con riferimento ai piccoli enti e a quelli che versano in condizioni di difficoltà finanziarie, per evitare la perdita di risorse destinate alla contrattazione decentrata, già fortemente ingessata dai vincoli imposti dal decreto legislativo 75 del 2017.
Continua la nostra azione di tutela verso specifiche professionalità. Per i 60.000 a livello nazionale operatori di polizia locale, la CIR Funzione Pubblica si impegna a sostenere il percorso del disegno di legge di riforma sull'ordinamento, affinché possano essere estese tutte le tutele assistenziali, infortunistiche e previdenziali già previste alle altre forze di polizia. Credo sia giusto riconoscere qui l'attività di prima linea svolta dalle polizie locali nelle funzioni di prevenzione, monitoraggio e osservanza delle prescrizioni emanate dal governo, al fine di limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Con una presenza capillare sul territorio e una notevole esposizione ai rischi legati al contagio. Nei confronti invece delle educatrici, insegnanti, dipendenti degli enti locali, la CIR-FP, anche attraverso l'istituzione di una sezione contrattuale che ne valorizzi la specificità professionale, intende proseguire il percorso di rivendicazione intrapreso sin dall'inizio e sostenuto con coerenza lungo tutto il percorso dell'emergenza epidemiologica. Contrastare qualsiasi tentativo di ragionevole difformità nelle tutele normative ed economiche applicabile al personale dei servizi educativi scolastici per l'infanzia, in quanto parte del sistema integrato di educazione e istruzione. Infine vogliamo rivendicare con orgoglio il ruolo che, come CISL-FP, abbiamo avuto in questa regione nel tutelare i dipendenti delle ex province, mai promesse vane, mai rincorsa al facile consenso e mai strumentalizzazioni. Ci siamo dati degli obiettivi e passo passo li abbiamo raggiunti. Mi riferisco ai lavoratori impiegati nelle funzioni non fondamentali trasferiti all'ente regione e quelli dei centri per l'impiego a Veneto Lavoro, assicurando non solo un posto di lavoro, la norma prevedeva anche questa possibilità, ma cercando anche attraverso la contrattazione decentrata di garantire nuove opportunità sia economiche che professionali. Dobbiamo continuare a vigilare e in particolare completare il processo per i dipendenti delle polizie provinciali. Riordino delle province, associazionismo dei comuni, individuazione di aree vaste per la messa in comune di attività e competenze, riforme annunciate e mai attuate fino in fondo. Oggi più che mai, stante anche il fondamentale ruolo di questi enti nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, riteniamo sia necessario, pure nella nostra regione, riprendere una riflessione sugli assetti istituzionali. Le autonomie locali devono essere messe nelle condizioni di affrontare con efficacia e efficienza le attività ordinarie e gli impegni che avanzano, progettare lo sviluppo sociale e economico del territorio, valorizzando la partecipazione degli attori sociali e dei cittadini, così da rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza alla propria comunità.